Siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, i risultati, le classifiche, anche se ormai i campionati sono finiti, le opinioni, gli ospiti legati al mondo dilettantistico siciliano. Siamo in diretta ogni domenica sul canale 11, su Video Mediterraneo a partire dalle ore 19, la replica 30 minuti dopo la mezzanotte sempre della domenica, e vi voglio anche ricordare le altre ulteriori repliche sul canale 605 Mediterraneo Sat il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18. Altra ulteriore replica lunedì alle 14 sul canale 694 di Mediterraneo News. Tra l'altro vi voglio anche ricordare che potete vedere l'intera puntata sia sul sito www.videomediterraneo.it che sulla pagina appunto Facebook di Penalty. Salutiamo a questo punto il commentatore ufficiale del campionato di promozione, lo hai seguito in maniera straordinaria, il nostro Mario Cardone, che spesso ti vediamo anche inviato per i vari manifestazioni. Ciao Mario. Ciao Ettore, buonasera a tutti amici di Penalty. Allora, sono finiti i campionati, play-out e play-off quasi delineati, anzi quasi tutti delineati, sì. Sorprese poche. Sorprese poche, soprattutto perché si è fatto valere il fattore campo, il famoso fattore campo. Soltanto 2 squadre tra tutte quelle che hanno giocato in promozione sono riuscite a ribaltarlo. Benissimo, allora a questo punto parliamo subito del campionato di promozione Girone A, dove abbiamo la tabella che la nostra Jenny ci legge, dove soprattutto la finale playoff è già definitiva perché la Folgore insomma, è passata già direttamente alla fase successiva, sì. E la schermata la possiamo vedere, così lei ci legge anche i risultati in maniera ufficiale. Semifinali play-out, Favignana Audace Partinico 1-1 dopo tempi supplementari, Carini Delfini Vergine 2-1. Benissimo, e allora a questo punto... Questi sono i verdetti della promozione Girone A, essendo che dal punto di vista dei play-off era tutto già deciso. Le partite dei play-out sono secche, chi perde va in prima categoria, e così è sia per Audace Partinico che per Delfini. Che cosa è successo nella città dell'isola, Favignana? È successo che la partita dopo i tempi supplementari si è arenata, in quanto il Favignana ha conservato il fattore campo. Ricordiamo che se la partita finisce in pareggio, con un pareggio qualsiasi, poi la squadra che gioca fuori casa ha tempo fino al 120esimo per sbloccare la situazione. Peraltro Favignana era anche passata in vantaggio grazie al gol di Arresta, poi nel secondo tempo era stata rimontata dal rigore di Di Maggio, che però non è bastato per gli amici dell'Audace Partinico. Per quanto riguarda invece il Carini, Carini è uno dei comuni più popolosi di tutto il Girone A, dopo un mese di novembre difficilissimo. Cittadina satellite di Palermo praticamente. Esatto, il momento più difficile era stato novembre, dalla nona giornata alla 13esima, 5 sconfitte su 5, il Carini era stato appunto anche ultimo. Questa partita però dà la salvezza ai ragazzi palermitani, questo comune comunque importante avrà modo di farsi valere nel prossimo campionato di promozione. Hanno una bellissima struttura. Allora a questo punto vediamo un attimo la schermata anche per quanto riguarda la classifica marcatori, che è stata vinta da un giocatore della Folgore Selinunte, ovvero da Pavone, con 23 reti, con 17 Russo della Libertas 2010, 14 reti Spinello del Casteltermini, 14 reti anche per l'attaccante del Delfini Vergine Maria Butera, ed infine 12 reti Zerbo della Borgata Terre 9. Bene, proseguiamo Girone B e poi dopo passiamo anche ai saluti con i nostri due ospiti. Girone B abbiamo già detto abbondantemente perché è stato vinto dalla Rocca di Caprileone, no? Sì, certo, e abbiamo una squadra già in finale che è il Cus Palermo, che è anche in finale di Coppa Italia, però adesso entriamo nel merito. Infatti, allora guardiamo un attimo le schermate playoff e playout insieme alla nostra Jenny e poi la commentiamo il tutto con i nostri ospiti, ma anche e soprattutto con Mario Cardone. Semifinali play-off, Cus Palermo in finale, Castelbuono Cefalù 1-0. Semifinali play-out, l'Iniziativa Stefanese 2-0, Sinagra Città di Campofelice di Roccella 2-0. Ecco, forse qualche piccola sorpresa, anche se poi insomma il fattore campo è stato fondamentale. È stato fondamentale. Prima di passare alla lettura di queste partite completiamo il discorso sulla Coppa Italia. Erano rimaste in gioco 4 squadre, Libertas contro Borgata, alla fine è finita 3-0 perché Borgata non si è nemmeno presentata nella semifinale di ritorno, dopo che all'andata era finita 4-4. Il Cus Palermo invece si è sbarazzato dello Sporting Taormina, che aveva un po' meno interesse nella competizione. Aveva già vinto il campionato
campionato. E il ritorno è finito 5-1 per i palermitani. Detto questo, il Castelbuono batte il Cefalù 1-0, una partita difficile per loro, soprattutto perché il Castelbuono ce lo ricordiamo come avversario del Rocca di Caprileone a inizio anno, sì. Poi però nel girone di ritorno c'era stata una flessione importante, l'importante comunque è esserci alla fine. Il Castelbuono andrà a giocare a Palermo contro i Cussini, appunto, per determinare chi sfiderà Folgore di Selinunte dall'altra parte. Per quanto riguarda i play-out invece, Iniziativa Stefanese e Sinagra, scusate, vincono con il medesimo risultato. Per l'Iniziativa fa la differenza la doppietta di Germanò, che ha giocato un grandissimo secondo tempo, mi hanno detto. Il Sinagra, dopo un girone di ritorno terrificante, si riprende, e il Campofelice di Roccella, diciamo che si mangia le mani, perché all'ultima giornata di campionato contro la Stefanese in casa, perdendo 1-0, ha perso anche il fattore campo, sì. E quindi si è complicato la vita. Infatti. E ormai la promozione è un ricordo per loro. A dimostrazione che il Rocca di Caprileone comunque ha fatto veramente un campionato straordinario, se noi adesso andiamo a vedere la classifica a marcatori ci rendiamo conto che effettivamente, insomma, avevano davanti veramente un terzetto straordinario, una classifica a marcatori vinta da Zingales con 16 reti, con Biondo che ne ha realizzati 15 e addirittura Cannavò 14, e poi abbiamo gli altri 14 gol di Gullà della Sant'Angiolese e i 13 gol di Città di Real Calcio, quindi evidentemente... Tra l'altro, Ettore, gli amici di Calciolandia hanno stimato che questo Rocca di Caprileone è la squadra più offensiva di tutti i tempi nei campionati dilettantistici, soltanto in avanti. Più forte anche del Milazzo di qualche anno fa, che aveva stabilito un record intorno alle 73 segnature se non sbaglio, loro l'hanno superato. Presidente, poi la congediamo, Rocca di Caprileone lo scorso anno, insomma, era retrocesso, era una matricola in eccellenza, è retrocesso, però adesso quest'anno si è riorganizzato talmente bene che è ritornato di nuovo subito nel campionato di eccellenza, a dimostrazione che la loro è stata veramente una programmazione perfetta, trio d'attacco stellare, come lei ha potuto ben vedere. La programmazione diventa il punto fondamentale a questo punto. Fondamentale. Cioè, a prescindere da quello che è, insomma, lo sponsor, l'amministrazione, l'organizzazione interna proprio come società. Certo, fondamentale, tutti gli ingranaggi devono funzionare, se c'è un ingranaggio che già non funziona già sono seri problemi. Questo vuol dire quindi... che per voi la prossima stagione forse la riorganizzazione interna potrebbe essere un ulteriore spunto per migliorare ancora la stagione, oppure il suo team sarà confermato orientativamente al 100%? Ma guardi, si possono aprire tantissimi scenari, quindi al momento non voglio neanche pensarci, voglio, ripeto, godersi la festa. Sì, questa mia, perché è come se avessimo vinto 3 campionati, mi creda. Immagino. Benissimo, allora a questo punto congediamo anche Roberto Rosi, a cui faccio una domanda. Rocca di Caprileone, provincia di Messina, è la dimostrazione che soprattutto quella provincia, già dallo scorso anno, ha veramente fatto numeri straordinari, no? Un po', insomma, va di riflesso ad una crisi comunque della città principe che è Messina, però i numeri parlano tutti per le squadre messinesi, no? Dico bene, Mario, no? Sì. E quindi a questo punto lui che è vicino, che è calabrese, la realtà calabrese noi non la seguiamo molto da vicino, come si sviluppa? C'è fervore, oppure anche lì si vive la crisi delle società e di tutto? Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'eccellenza c'è un girone solo, Sì. però anche lì, diciamo, è simile a qua. Certo, si dovrebbe lavorare meglio con le scuole calcio, perché purtroppo ad oggi con il fattore del fuori quota in campo obbligatorio Bisogna avere un buon settore giovanile per attingere. Ormai si manda il ragazzo tante volte in campo più perché è di quell'anno e quindi deve giocare e non perché lo merita. Viene a diminuire la qualità. E quindi sì, sono calati i livelli, diciamo, della qualità del gioco, però siamo, diciamo, lì. Tra l'altro adesso il prossimo anno la Regina probabilmente giocherà il campionato CND, quindi sì, è la dimostrazione che la crisi in questo momento in Calabria è fondamentale, no? Sì. Presidente, la Regina in campionati interregionali fino a 3 anni fa faceva la Serie A, voglio dire. Sì, quindi... sì, come il Trapani fino a 4 anni fa era in eccellenza col Modica e ora... Ha del pazzesco. Ed è quasi impensabile che Foti abbia fatto questo scivolone, non si riesce a comprendere come mai, cosa può essere successo. Non lo sappiamo, ma speriamo bene, possiamo soltanto augurargli, insomma, una pronta risalita. Bene, allora salutiamo il presidente del Modica, Pietro Bellia, grazie per essere venuto qui a Penalty, ha festeggiato anche con noi, sì, insomma, questa bella permanenza nel campionato di eccellenza. In bocca al lupo e buon lavoro per la prossima stagione. Grazie. Che sembra insomma, una frase fatta, ma
probabilmente serve. Grazie. E salutiamo anche Roberto Rosi, centrocampista del Modica. Volevi salutare qualcuno, Sì, mi hanno detto? Io prima di salutare volevo ringraziare tutti i miei compagni, dal primo all'ultimo, Certo. compresi i magazzinieri e i massaggiatori, e poi volevo fare gli auguri di buon compleanno a Luigi Pianese che ha fatto anche 30 anni. Ah, bene, allora noi ci uniamo, noi di Penalty ci uniamo a questi festeggiamenti. Grazie, buon lavoro e che insomma la prossima stagione possa ancora di più insomma, regalare emozioni, non soltanto a voi tecnici e atleti, ma anche proprio alla cittadinanza che insomma ne ha bisogno. Certo, ok? sì. Grazie ai nostri ospiti. A questo punto io mi avvicino a Mario perché dobbiamo parlare del campionato sempre di promozione, ma del girone Il girone C, sì, che aveva 2 partite in programma, una per i playoff e una per i playout. Nella parte diciamo interessante la promozione del campionato di eccellenza, Sì. c'era Trecastagni contro Spadaforese che è però una semifinale, quindi non dà nessun verdetto definitivo. È vero. La Spadaforese vince 3-2 sul campo del Trecastagni quando durante l'ultimo scontro tra queste due squadre è finita 3-1 per il Trecastagni, ma il Trecastagni aveva un'altra squadra e io mi sentirei di star vicino quantomeno ai ragazzi che hanno affrontato una squadra grande come la Spadaforese. Quelli del Trecastagni non sono tutti grandi. Questa è la schermata, sono hai rubato il juniores. lavoro a Ah Jenny. sì, scusatemi, e adesso andiamo a vedere cosa è successo anche dall'altra parte. Benissimo, vai Jenny, ti ha rubato il lavoro, vabbè nel senso buono però ci mancherebbe. Ci dai questa schermata con i risultati a questo punto, allora Jenny? Semifinali playoff, Troina in finale. Sì, Trecastagni e Spadaforese 2-3. Semifinali playout, Città di Randazzo San Gregorio 0-1. benissimo. Mario, Perfetto, quindi avevamo già detto una parte del discorso, Jenny ha aggiunto che il Troina è in finale, quindi si giocherà Troina Spadaforese col Troina favorito per il girone di Molto ritorno favorito, che ha senza giocato, nulla perché è togliere. una squadra che si è rinforzata a dicembre, Sì. una squadra con delle individualità molto forti e con Pagano in panchina che ha sempre da dar qualcosa È vero. a questi livelli e secondo me anche oltre. Città di Randazzo San Gregorio 0-1 come ha detto Jenny, dopo i tempi supplementari è stata sicuramente una partita dura, però il Città di Randazzo secondo me se l'è un po' cercata, aveva ancora 4 squalificati dalla famosa rissa, la partita contro il Real Aci si poteva evitare in vista di un cammino così difficoltoso. Qui il campionato esigeva soltanto un'altra retrocessa perché già ce n'erano 3 d'ufficio, perciò Aci San Filippo, Randazzo e Città di San Filippo Città del di San Mela. Filippo del E Mela. perciò adesso il Città di Randazzo dovrà disputare insieme ai cugini del Randazzo il campionato di prima categoria dell'anno prossimo. Allora, guardiamo anche la schermata riguardante la classifica marcatori, perché questo girone C è stato vinto dall'attaccante dell'Atletico Pedara. Una squadra notevole dal punto di vista offensivo, infatti. manca l'anno scorso, aveva giocato gli ultimi 6 mesi con il Real Aci e Sì. quest'anno ha trovato una grandissima stagione a 21 Pedara. reti, quindi insomma la grande vincitore di questo girone C del campionato di promozione per quanto riguarda la classifica marcatori, a 19 reti Bracciolano che si riconferma del San Gregorio, 18 reti Buda della Spadaforese, 17 reti Rasà dello Sporting Taormina e 15 reti Saccullo Città della di Randazzo, Città di Randazzo. uno degli squalificati per Uno degli dirvi. squalificati, giustamente una assenza pesantissima, Certo, no? certo. Pesantissima. Bene, allora adesso promozione girone D. Facciamo un piccolo cappelletto perché poi guardiamo questa bella clip che abbiamo realizzato per la Sicula Leonzio, lo abbiamo fatto con tutti insomma, i gruppi che hanno vinto, ovvero Raffadali, lo abbiamo fatto per quanto riguarda il Rocca di Caprileone, lo abbiamo fatto anche per lo Sporting Taormino, non poteva mancare giustamente la Sicula. Però una battuta Rapidissima, veloce. giornata pienissima con Gela al centro perché sono giocate 2 partite, entrambe a Gela in 2 giorni diversi chiaramente, adesso vedremo. Benissimo, allora guardiamoci questa clip commemorativa che abbiamo realizzato proprio nel corso della giornata di festa, la grande vittoria nell'ultima giornata contro il Macchitella Gela, Sicula Leonzio in eccellenza. You say that all's gone wait, but I just can't get away. And I know it's not enough, 'cause I've been falling in love. And you say your love is far away. Do you think of him every day? You worry you'll forget his name, and I don't care. You see me as a friend, but please just keep on dancing. Forever always ends, you know. All
just keep on dancing. Forever always dance, you know. Fall in love, you and I. Kind of boy without time. Sunny up in the sky. We don't even know the reason why. 'Cause I don't know what makes him be so fat. That he's got game, never hypnotized. And I can be a clever and a king enough. But I'll be fed to fate, swear I will. But one day you'll be mine. Fall in love, you and I. Kind of boy without time. Sunny up in the sky. And we don't even know the reason why. You said that all was going great, but I just can't get away. Abbiamo fatto una stagione da protagonisti, dalla prima giornata in testa. Abbiamo fatto in 2 anni più punti di tutti. Per salire in eccellenza abbiamo dovuto vincere 2 campionati e vuol dire che la gioia oggi è quadrupla, quindi ce lo siamo meritati sul campo. Siamo stati padroni di questo campionato, un campionato difficilissimo. Vincere a Lentini è già difficile, farlo in un campionato del genere a questa vittoria i contorni dell'impresa. La dedico alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio Francesco e a mio papà che non c'è più e che sono sicuro sta giocando insieme a noi. Siamo fieri e orgogliosi che regaliamo questo successo a una città così bella come Lentini, sperando che sia il viatico questa vittoria per poter ritornare nel calcio che una città e una tifoseria del genere meritano alla grande. Sono ottimista per il futuro, lo sapevamo, quindi devo riportare qualcosa di importante a Lentini e sono molto contento. Ecco, tutti vogliono sapere progetti per il futuro? Intanto riposiamoci, dobbiamo riposare un pochettino e poi ripartiamo, siamo tranquilli, ho appena vinto un campionato, siamo tranquilli e va bene così. Una dedica particolare? Una dedica particolare a me stesso, che me lo merito tanto, a me stesso sicuramente. Era quello che sognavamo da quest'anno, anzi da 2 anni, quando abbiamo messo qua piede a Lentini. È una gioia indescrivibile, è qualcosa che si deve vivere per poterla descrivere, ed è il coronamento di un'annata grandiosa, strameritata, e che comunque va un plauso a questo. Aggiungo di 2 anni. Sì, sono stati 2 anni, perché anche l'anno scorso noi avevamo meritato questa promozione che poi ci è stata deturpata, sapete benissimo, dal caso Acireale. Quest'anno non era facile, ma siamo ripartiti con più grinta, con più organizzazione e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Grande vittoria dunque della Siculo Leonzi in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo subito le schermate, perché così poi dopo abbiamo modo anche di vedere insomma, il servizio su un play-out importante, no? Dove il Battiati è riuscito ad avere la meglio del Comiso, anche se è finita a parità, però in virtù della classifica il Battiati salva la stagione. Insieme alla nostra Jenny, tabellina. Semifinali playoff, Atletico Gela, Palazzolo 2-1, Gela Santa Croce 3-1, semifinali playout,
Sporting Battiati Comiso 0-0, Sporting Priolo Pachino 0-1. Ecco, avevano mandato erroneamente la tabella della prima categoria, vabbè, ma non succede niente. Siamo andati avanti. Beh, l'ho già anticipato, abbiamo questo incontro che tu tra l'altro hai visto insieme a Giuseppe Signorino. Esatto. È stata una partita un po' ostica, perché insomma il Comiso cercava di vincere, perché era l'unico modo per salvare la stagione. Diciamo che lo Sporting, ora lo sentiremo anche, ha creato diverse palle gol, però il Comiso ne ha avuto una abbastanza clamorosa nel finale, e questo ha fatto sì che il mister Di Gregorio venisse un attimino da tremarella, però alla fine c'è stata abbastanza stanchezza nei tempi supplementari e lo Sporting Battiati è riuscito a conservare la categoria. Va bene, l'altro incontro il Pachino fa il colpaccio. Esatto, il Priolo rovina tutto perché poteva anche salvarsi senza bisogno dei play-out, invece una flessione importante nelle ultime 5 settimane ha fatto sì che questa partita fosse necessaria, e poi alla fine, quando arriviamo al dunque, tutto può succedere, ed è successo questo. Il calcio è anche questo. Rimane in promozione. Allora guardiamoci i servizi appunto di Mario Cardone e Giuseppe Signorino su Sporting Battiati Comiso. Quando un tiro finisce vicino al palo ci agitiamo perché ci siamo avvicinati a quella che sarebbe potuta essere la concretizzazione di un sogno o la degenerazione di un incubo. Un tiro quasi dentro però non cambia il punteggio sul tabellone. La traiettoria di ogni conclusione a suo modo è invariabile, comprende deviazioni, cattivi rimbalzi, effetti. Una volta che esce dai piedi è quello che è, ma non lo sappiamo prima, e questo è il bello del calcio. Se è troppo a destra o troppo alta si vedrà. Così Sporting Battiati e Comiso chiudono gli occhi e sperano ad ogni tiro di averla indirizzata bene. Nessuno sa come andrà a finire, anche se la salvezza, dopo tutto, passerà per la messa in scena di azioni già viste durante l'intera stagione. I ragazzi di Luca Di Gregorio creano più degli avversari, sfruttando il fattore campo al meglio e dando un senso a quel vantaggio accumulato in classifica sui diretti concorrenti. Tanto producono quanto sprecano, come è comprensibile che accada all'attacco meno prolifico del campionato. Non possiamo saperlo, ma in fondo lo sappiamo sempre. Di Gregorio si sbraccia, maledice i suoi in segreto per non aver chiuso la partita, però poi si congratula con loro perché stanno tenendo il campo come si deve. Gli ospiti provano a reagire. Mister Lucenti dal canto suo ha una certezza: i suoi ragazzi avranno solo poche chance di farcela, ma se la palla giusta capita al Rimaudo è fatta. Con il 90° in avvicinamento, il Comiso si lancia in avanti e conquista la sua opportunità, quella da non sbagliare. Al posto di Rimaudo però c'è Tumino, che di gol di solito ne segna pochi e la palla va fuori. È il possibile che diventa evento inevitabile, seguendo i suoi criteri. A saperlo, direbbe Di Gregorio, mi sarei risparmiato qualche mese di vita, ma purtroppo dalla panchina, più che seguire il tiro e spingerlo al lato con gli occhi, non si può fare. Il match si fa largo verso il suo epilogo, vestito di stracci logori e sudati, ma Scala del Comiso si fa espellere nei supplementari, così i ragazzi dello Sporting capiscono finalmente di essere quelli che si sono salvati. Sospiro di sollievo e promozione nel cassetto. Ho visto una gara che rispecchia tutta l'annata del Battiati, cioè sofferenza, gol mancati, gol che potevano essere subiti. Quindi con sofferenza conquistiamo questa salvezza, credo meritata per come è andato il campionato. Che ho detto ai ragazzi prima di giocare che nessuno ci ha regalato niente. Vedi le ultime gare, no, che di solito sono gare strane, ho fatto 23 punti con i miei ragazzi senza nessun regalo. Oggi senza regali abbiamo conquistato la salvezza, è stata una partita aperta, loro dovevano vincere, quindi è giusto che attaccavano e abbiamo rischiato anche di perdere. Il primo tempo dovevamo fare, penso, un paio di gol, no? Poi il secondo Federico Luca e Inserra hanno sbagliato delle palle sicuramente facili, ma io giustifico solo per la tensione, appunto per la partita che è delicatissima, quindi i ragazzi avevano questo tipo di paura, diciamo, tra virgolette. Ai punti forse avremmo meritato noi di vincere, non è bastato il pareggio. Mi dispiace per loro perché è stato un avversario sempre leale, sempre, anche quando siamo andati lì, una dei due doveva piangere e l'altro doveva ridere, quindi quest'anno è toccato a loro e mi dispiace.
I rimpianti ci sono sempre quando si retrocede a questa maniera, si trova intanto complimenti al Battiati, al suo mister, al presidente, all'accoglienza che abbiamo avuto che è stata meritevole, abbiamo giocato, io una squadra che sapevo che il Battiati era in grande crescita ed era una squadra che non volevo incontrare. Purtroppo il destino ci ha messo di fronte, siamo diciamo col Battiati, siamo due squadre, siamo tra amici, ecco, però gran merito al Battiati, al suo mister, ai ragazzi che hanno fatto una buona partita. Purtroppo ci rimane il rammarico di una retrocessione che credo non meritavamo, abbiamo avuto 1000 vicissitudini nel corso del campionato, faremo di tutto per essere nelle sedi opportune, per fare istanza del ripescaggio, perché credo che la città di Comiso, la piazza, una piazza importante, abbiamo fatto sempre campionati di un certo livello. Comiso ha una tradizione calcistica importante, credo che alla fine penso che ci ripescheranno. Cosa dire? Purtroppo però usciamo, devo dire, a testa alta da questo campionato perché col Battiati noi abbiamo giocato, merito al Battiati che ci ha saputo frenare, tenere lì, non ha corso grossi pericoli. C'è il rammarico di quel gol, poteva essere una beffa per il Battiati, però purtroppo il calcio è questo. Gaetano Lucenti lo ringrazio pubblicamente perché credo che lui sia stato un coraggioso a voler imbarcarsi in questa sede, perché avevamo una bruttissima situazione quando è andato via Fichera, noi eravamo distrutti, non avevamo giocatori, le liste chiuse e qui sofferta fino alla fine, tant'è che siamo arrivati ai tempi supplementari perché comunque ci fermiamo qui, era anche il presidente del Comiso, dovranno ripartire dalla prima categoria. Beh, succede. Adesso vi faccio vedere la schermata dei cannonieri di questo girone D del campionato di promozione, dove a sorpresa, ma in maniera molto positiva, che campionato. Infatti il Macchitella Gela con Scudera vince questa classifica. Scudera ha segnato ben 23 reti, che sono tantissimi nel campionato di promozione. Eccola qua la schermata, 19 reti Leone dell'Atletico Gela, 17 reti Genova del Gela Calcio, che ieri ha colpito con doppietta. Infatti, 15 reti Bonarrigo del Santa Croce e 14 reti Vicari del Ragusa. Bene, a questo punto che dirti Mario, noi ci vediamo la settimana prossima perché abbiamo ancora da raccontare molto nel campionato di promozione, ci sono le finali playoff praticamente. Esatto. E la parola la diamo alla nostra Jenny che ci lancia l'ultima pubblicità della trasmissione odierna e poi parleremo in chiusura appunto del campionato di prima categoria. Restate ancora con noi, torniamo tra pochissimo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.